Chiusa definitivamente con la bocciatura al Senato, la partita del terzo mandato potrebbe ora riaprirsi quella del rinvio della data del voto per le 5 regioni che andranno alle urne nel 2025, oltre al Veneto, Campania, Marche, Puglia e Toscana. A sollevare la questione il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che in una lettera al presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, lo ha sollecitato a chiedere un breve rinvio della scadenza elettorale per evitare il rischio del bilancio provvisorio per i presidenti delle regioni rinnovati proprio a ridosso della scadenza finanziaria. Queste regioni infatti votarono nell'autunno del 2020 poiché l'appuntamento primaverile fu rinviato a causa del Covid. Il problema quindi, se non affrontato, si ripeterà nuovamente tra 5 anni, ma non tutti i presidenti sono d'accordo. Contrario il toscano Eugenio Giani, che ha annunciato la firma del decreto per il voto il 12 o il 19 ottobre. Dal canto suo il presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, si farà portavoce con il governo delle diverse sensibilità emerse nel corso della seduta straordinaria di oggi in merito proprio all'ipotesi di uno slittamento delle regionali. Questa lettera inviata da Regione Campania è ben antecedente non alla votazione ma alla presentazione dell'emendamento stesso, quindi non c'entra assolutamente nulla. E devo dire che in modo responsabile il Presidente De Luca ha voluto evidenziare un problema che c'è, e anzi sarebbe irresponsabile non farlo e non dirlo. Penso che su questo insomma, ci sarà un confronto con il governo dove racconterò sia le posizioni di chi è contrario a prescindere, sia chi invece solleva queste criticità. Vediamo insomma, se si può trovare una soluzione per non far andare le regioni in bilancio provvisorio.